Nella giornata di domenica scorsa, complice l'ingresso gratuito alla Valle dei Templi e le basse temperature che hanno impedito a molti di andare al mare, la Valle dei Templi ha avuto un notevole numero di visitatori, turisti e residenti che, accompagnando anche i loro amici in vacanza in città. Per tale giornata, come vediamo dalle immagini, le automobili hanno preso d'assalto i varchi attigui alla strada statale. Molti hanno usufruito dei parcheggi, creando un vero caso. A tal riguardo sono state oltre 30 le multe elevate dagli agenti della Polizia Provinciale nella giornata di domenica scorsa lungo la panoramica della Valle dei Templi. Sosta selvaggia, auto parcheggiate ai lati della carreggiata in barba proprio alla segnaletica statale. La domenica trascorsa è stato un vero e proprio caos in termini di viabilità. L'ingresso gratuito al parco archeologico, in concomitanza con il forte vento, ha reso impossibile di andare al mare e quindi i turisti si sono riversati tutti ai templi. Il parcheggio a piedi del Tempio di Giunone è subito andato in tilt e alcuni automobilisti non hanno esitato a lasciare i veicoli lungo la carreggiata in divieto di sosta. Speriamo che le autorità competenti possano risolvere tale problematica anche in vista del notevole flusso di turisti che Agrigento riceverà per l'evento culturale di Capitale della Cultura 2025, in quanto proporremmo un cattivo biglietto da visita a chi con tanta voglia e tanto amore viene a visitare non solo la Valle dei Templi ma anche il centro storico e gli altri monumenti di Agrigento.